Si conclude stasera a Bologna il Biografilm Festival, dove è stato presentato in anteprima Il clan dei Ricciai, il nuovo film del regista sardo Pietro Mereu. Il servizio di Miriam Mauti. Mia figlia ha capito cosa avevo fatto io quel giorno dentro il carcere di Buoncammino, nella sala colloqui. Pietro Mereu porta al Biografilm di Bologna il suo clan dei Ricciai e torna a casa con un premio, Lucca, che assicurerà al film, prodotto da Nicolas Vaporidis, un aiuto nella distribuzione e l'inserimento nella rassegna itinerante L'Italia che non si vede, dedicata al cinema del reale. Il pubblico bolognese che lo ha visto in anteprima ha amato il film. Storie di uomini costretti dalla vita prima al carcere e poi al mestiere di pescatore di ricci, e che Mereu ha convinto a raccontarsi. Un film anche difficile perché io ho avuto un tempo molto limitato per girarlo. Loro mi hanno detto: noi ti diamo 10 giorni della nostra vita, con dei paletti molto particolari, non potrai mai vedere le nostre famiglie, tu solo noi. Infatti non c'è una donna nel film. Però poi chiaramente uno era in carcere, uno dei Ricciai, e quindi l'ho intervistato all'interno, che la cosa che fa vedere il film, che è il più felice, è quello che è dentro, quello che sorride sempre. Quando trovi un equilibrio diventa anche un posto sicuro, visto che la società è talmente difficile, soprattutto per persone che vivono ai margini. Un film che secondo il direttore del carcere di Bologna dovrebbe essere visto in tutti gli istituti di pena, con il filo conduttore della musica e dei racconti di Gio Perrino e delle sue canzoni di malavita. Che sono più o meno storie vissute, storie raccontate, magari romanzate, eccetera. Sono magari canzoni che risalgono ai primi del Novecento. Vedete, le canzoni di malavita nascono dal vissuto.